Sono imperdonabili. Ai piedi del Grappa ammonta la rabbia nei confronti dei giovani che sabato notte hanno imbrattato il Ponte Vecchio. Imperdonabili, come è incomprensibile e spregevole l'atto vandalico che hanno compiuto, così, senza motivo, per il solo gusto di rovinare la cosa pubblica. Ma quella cosa pubblica è il Ponte Vecchio, monumento nazionale, simbolo della città di Bassano, appena restituito alla comunità dopo un lungo e travagliato restauro, luogo dell'amore e degli innamorati e non di vandali senza scrupoli. Nessuna giustificazione per un simile gesto che raccoglie le dure parole anche del presidente Luca Zaia. Hanno fatto una cosa gravissima per come hanno trattato un monumento così importante per il Veneto. Questa è un'opera d'arte, è stata appena restaurata e non ci sono giustificazioni e penso che anche la miglior punizione sia un contrappasso dantesco, no? Inutile stare lì a pensare alla multa, a ste robe, ma vengano accolti dagli alpini che sono una garanzia e facciano volontariato con gli alpini. Volontariato proprio sul Ponte Vecchio, questo propone il presidente Zaia. Potremmo dedicare questi ragazzi a fare il controllo sul ponte, imparerebbero magari bene la storia del ponte, fanno anche le guide al ponte e quindi spiegano la storia di questo ponte palladiano che è stato un travaglio il restauro e penso che gli alpini rappresentano i veri servizi sociali. E nel pensare a punizioni esemplari, qualcuno suggerisce di coinvolgerli direttamente nei lavori di ripristino e sistemazione delle parti di ponte imbrattate, in modo che possano capire la gravità del gesto che hanno compiuto. Direi il punto di partenza, perché è ovvio che devono sistemare dove è stato imbrattato, ma poi devono anche capire cosa hanno fatto, che ha un valore che non si può trascurare.